Siamo con Carlo Conte, direttore generale della Promoberg, dell'ente fieristico di Bergamo. Siamo alla chiusura di questa 5 giorni della fiera campionaria, bellissima, frequentatissima. Noi, come Io Compro Siciliano, come vedete alle mie spalle, abbiamo avuto un'area dove abbiamo promosso la Sicilia, abbiamo portato produttori, esperienze, gusti, dal cannolo all'arancina, dal miele alle fave di Elemadonia, abbiamo portato territori, eventi, spettacoli, insomma noi siamo soddisfatti. Chiedo a lei com'è andata? Guarda, io posso solo ringraziare perché è stata una bellissima esperienza avere voi come regione ospite quest'anno, a parte essere un'innovazione per noi, ma abbiamo avuto modo di verificare come ci sia interesse verso la vostra regione e la vostra capacità di fare relazione. Abbiamo visto il presidente del vostro aeroporto di Palermo, abbiamo visto tanti sindaci, tante istituzioni che vi sono venuti a trovarvi, ma anche siciliani esportati al nord. Ho visto poco fa il segretario dell'Associazione Cuochi di Bergamo che era qua nel vostro stand a degustare i vostri prodotti, quindi c'è sicuramente una grande opportunità di fare rete e quindi questo esperimento che avete fatto, anche con l'appoggio immagino delle vostre istituzioni, perché lo viste qua, è stato sicuramente molto efficiente e efficace perché avete avuto ottimi risultati. Abbiamo chiuso con voi questo accordo triennale, quindi abbiamo iniziato quest'anno, ma che ci vede proiettati nelle prossime edizioni, andando a migliorare, a calibrare, a portare sempre più attività. È una fiera questa campionaria, una bellissima fiera campionaria dove si ha un rapporto diretto, e abbiamo avuto un rapporto diretto con i bergamaschi, che devo dire persone simpaticissime, allegre, li abbiamo coinvolte da tutti i punti di vista, quindi siamo fiduciosi che questo sia l'inizio di un percorso che ci vedrà presenti in tante altre attività, e in questo vorrei anche dare la chicca come tassello di un'ulteriore attività, cioè oltre a essere presenti l'anno prossimo alla seconda edizione della campionaria, che sarà sempre nello stesso periodo di quest'anno, vorrei mettere un tassello in più. Sì, campionaria è una fiera dedicata a un pubblico generico, invece abbiamo anche fiere per operatori specializzate. Una di queste è dedicata alla casificazione, quindi l'opportunità di mettere in rete i distributori piuttosto che i produttori di formaggio con la grande distribuzione e i distributori dell'area nord, ma anche degli stati esteri confinanti, che sono i visitatori di questo evento. Quindi è una grande opportunità per chi produce e per chi vuole fare conoscere il proprio prodotto fuori dall'ambito regionale, per aprire a nuovi mercati. È un evento che abbiamo fatto, che sarà la terza edizione della prossima edizione, si tiene ogni 2 anni, è una fiera internazionale, quindi le premesse per fare bene ci sono di sicuro. Quindi, allora abbiamo 2 appuntamenti, la campionaria dell'anno prossimo e poi abbiamo l'evento dedicato... La fiera è B2Cheese e sarà il 25 e 26 settembre 2024. Quindi insomma il 2024 già cominciamo a dare appuntamenti. Grazie, ringrazio l'amministratore Davide Lenarduzzi, ringrazio tutti gli operatori, perché poi l'organizzazione è stata eccellente e di questo ve ne devo, perché veramente siete una bellissima realtà. Quindi io direi di chiudere come noi chiudiamo sempre nel migliore dei modi, con 3 parole, che sono quelle che ci rappresentano. Io compro siciliano, quindi al mio 3 ci tengo a chiudere così. 1, 2, 3, io compro siciliano. Ciao, grazie, grazie.